Prefetto, oggi si inaugura questa mostra in collaborazione con l'Archivio di Stato. Lei lo aveva già annunciato nel suo discorso di auguri di fine anno. Ecco, ora diciamo quanto è importante anche un evento di questo, aprire i cassetti. Aveva detto lei che la Prefettura sarà parte attiva nell'anno di Capitale Agrigento della Cultura e questo è il primo inizio. Non c'è dubbio, la Prefettura sarà parte attiva sia perché dovrà supportare il Comune e le altre autorità locali per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica. Immaginiamo che l'afflusso di tante persone sarà una cosa da gestire con cura e con attenzione per evitare problematiche anche solo organizzative, anche solo logistiche, ecco. E poi bisogna garantire sicurezza a chi verrà ad Agrigento nel 25, quindi ci stiamo lavorando già da ora, anzi da qualche mese attivamente. Per quanto riguarda invece la partecipazione della Prefettura come produttore, diciamo, di eventi culturali, il nostro piccolo lo stiamo facendo proprio con mostre di questo tipo. Vedete qui in esposizione degli atti archivistici, delle fotografie, delle suppellettili che appartengono al ricco patrimonio della Prefettura come di tante altre prefetture italiane. Patrimonio che appartiene ai cittadini, certamente appartenere ai cittadini è una frase un po' retorica perché non è che ogni cittadino ogni giorno può venirsi a prendere il caffè qui, ma molti sì, la nostra intenzione è quella proprio di aprirla il più possibile. Sono venute già centinaia di persone e direi 1 migliaio di studenti a visitare mostre precedenti. Ancora adesso è in corso la mostra del maestro Vanadia e del dottore Foti, il presepe artistico e i bambinelli di cera, mostra che è aperta fino al 15. Fino alla stessa data è aperta questa mostra che apre i cassetti e gli stipetti, come vedete, del Palazzo del Governo. Io spero che i cittadini vogliano approfittarne. Ovviamente ci sono degli orari e dei giorni di visita, perché non è facilissimo tenere aperto un museo, lo sapete. Noi non abbiamo guide specializzate, ci appoggiamo per questo alle scuole e in particolare all'entusiasmo della dottoressa Florio, direttore dell'Archivio di Stato, che ci ha aiutato tantissimo nell'allestimento di questa esposizione e che personalmente farà da guida quando possibile e quando no sarà accompagnata dagli studenti che sono stati istruiti allo scopo. Io davvero concludo con un invito ai cittadini agrigentini di venire a curiosare dentro il Palazzo del Governo. È un posto interessante, è un luogo pieno di memorie storiche. Questo palazzo esiste dal 1858, quindi da quando ancora c'era il regno delle due Sicilie, diventa prefettura negli anni 80 dell'Ottocento. Prima la prefettura era dove ora sta sorgendo il nuovo palazzo dell'università, o meglio stanno restaurando il palazzo dell'università in via Atenea, e quindi si sposta di poche centinaia di metri, diciamo. Ma questo spostamento è un simbolo per l'Agrigento del dopo Unità d'Italia, che si apriva fuori dalle mura, che occupava il taglio di Empedocle, la Rupe Atenea, e che si apriva al Novecento, ecco, si apriva al futuro. Quindi con questo augurio di apertura al futuro io vi saluto e invito ancora una volta tutti a venire a visitare la mostra. Un'importante mostra, oggi l'inizio di una serie di collaborazioni tra la Prefettura e l'Archivio di Stato con questo evento che è propedeutico, come diceva il Prefetto, ad altre iniziative in vista di Agrigento Capitale 2025. Oggi si inaugura la mostra I cassetti della memoria, segreti del Palazzo del Governo, che rappresenta una prima forma di collaborazione e soprattutto condivisione di quello che è il valore della documentazione archivistica afferente al fondo prefettura. Nella specifica occasione di questa mostra sono stati selezionati 20 fascicoli le cui storie aprono una finestra sulla storia locale, su avvenimenti significativi anche di respiro internazionale. Penso per esempio alla visita dei reali inglesi avvenuta nel 1909. È una modalità nuova in un contesto diverso da quello consueto, cioè l'Archivio di Stato di Agrigento, che potenzia ulteriormente quello che è il ruolo storico di questa documentazione, che rappresenta anche per il nostro istituto sicuramente uno dei fonti di maggiore rilevanza.